saluto al pubblico di Telefriuli, bentrovati allo Sguardo dell'Anima, come ormai da tradizione ogni domenica. Si è insediata da pochissimi giorni la nuova garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, un motivo di orgoglio per il nostro Friuli, perché Carla Garlatti, magistrata da 1986 e apprezzatissima fino a poche settimane fa presidente del Tribunale dei Minori di Trieste, è friulana, è di Udine e appunto rappresenta ora in questo importante incarico la nostra regione. E il suo primo preoccupato intervento da garante lo ha dedicato al tema dei bambini e dei ragazzi dentro la pandemia, e quindi alla mancanza di ascolto delle generazioni più giovani rispetto alle loro esigenze e soprattutto rispetto alla mancanza di socialità in questo tempo, dunque di relazioni tra pari e di relazioni con gli adulti di riferimento che non siano i genitori. Allora noi abbiamo deciso di andare ad accendere i riflettori su un luogo di socializzazione per antonomasia per i ragazzi davvero importante per la loro crescita, che è quello appunto degli oratori, e quindi presidi fondamentali per coltivare la relazione, tanto più ci piace ricordarlo oggi che ricorre proprio la festa di San Giovanni Bosco. Con me, come sempre, come ogni domenica, c'è Don Daniele Antonello. Don Daniele, buongiorno e ben arrivato come sempre allo Sguardo dell'Anima. Ciao Anna, un caro saluto ai telespettatori di Telefriuli. Non sono io San Giovanni Bosco, questo lo sappiamo bene. Ce l'abbiamo là dietro, però mi hai portato in un posto bello, perché quando ero qui a 16 anni, ho fatto il primo corso animatori, per cui è bello ritornare a casa. Davvero parecchio tempo fa, insomma. Abbastanza. Va bene, a parte le battute, cerchiamo di capire dove siamo e abbiamo qui con noi il direttore del Bearzi, che è Don Filippo Gorghetto, e quindi benvenuto anche a te. Allora, ci dici dove ci troviamo? Ci troviamo giustamente al Bearzi, siamo qui e io lo definisco così: il Bearzi è un piccolo rettangolo di terra a nord-est di Udine, in cui si cerca di coltivare la passione per i ragazzi, farli crescere bene e dire loro quanto è importante la vita, dire loro quanto è importante preparare il loro futuro. E lo cerchiamo di fare con tutta la passione che possiamo portare nel nostro cuore e nella nostra anima. Siamo anche in un ambiente un po' particolare del Bearzi, che è quello del cortile, che è un po' l'anima di tutti gli ambienti che abbiamo. Ci sono anche i laboratori, ci sono le classi, ma il posto per eccellenza dove si sta con i ragazzi è proprio questo, e quindi siamo contenti che siate qui per questa giornata così importante per noi. Oratorio, scuola, tanti altri progetti che riguardano l'Istituto Bearzi, ma a proposito di oratori e del tema che stiamo per sviluppare, vediamo subito la clip del nostro Giovanni Lesa. Anche le fervide attività degli oratori sono state messe a dura prova dalla pandemia. Bambini, ragazzi e soprattutto adolescenti che frequentavano con assiduità gli ambienti parrocchiali, organizzando in prima persona momenti di gioco, divertimento, preghiera e formazione, hanno dovuto riprogrammare la totalità delle proprie iniziative. Diversi oratori, parrocchiali e salesiani, infatti, non hanno gettato la spugna e hanno affrontato la pandemia come un tempo per offrire momenti alternativi di animazione e formazione. Ma il virus sta lasciando il segno soprattutto nelle relazioni e nel senso di appartenenza dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti. Prima del Covid, nella sola arcidiocesi di Udine erano attivi 74 oratori, 4 dei quali a conduzione salesiana. Tra sport e laboratori, riunioni serali e pomeriggi di animazione, le attività si spalmavano lungo tutto l'anno, con una forte accelerazione durante l'estate. In particolare, nei mesi estivi 2019 sono state quasi 7.500 le persone coinvolte in una sessantina di Grest ed estate ragazzi, oltre a circa 3.200 persone che hanno animato la montagna friulana con 87 campi estivi in quota. A parteciparvi soprattutto bambini e ragazzi, con il fondamentale supporto protagonista degli adolescenti, sapientemente guidati da adulti volontari. Dietro a ciascuna di queste persone c'è una famiglia che trae beneficio dallo stile educativo improntato sulla prossimità, sull'informalità e sul Vangelo. A tutti loro si aggiungono i gruppi Scout d'Europa e Scout Ageshi, molto attivi a loro volta sul territorio. L'arrivo del coronavirus ha ridimensionato i numeri e spinto alla riprogettazione di numerose attività.
Solo nella difficile estate 2020 le esperienze educative in parrocchia hanno registrato una flessione superiore al 60%, considerando la minor capacità di accoglienza dei centri estivi e il timore per i possibili contagi. I campi estivi parrocchiali nell'arcidiocesi udinese, dal canto loro, hanno riscontrato un calo che sfiora l'80%. Tutto questo a svantaggio di esperienze educative rese ancor più preziose dalla loro natura comunitaria. Non sono mancate però iniziative interessanti, capaci di protrarsi anche nei mesi della seconda ondata di pandemia, durante la quale le relazioni tra adolescenti e ragazzi sono state messe a dura prova. Molte proposte sono state organizzate a favore delle famiglie e dei più piccoli, per lo più sfruttando le nuove tecnologie. Cosa significa fare oratorio durante la pandemia? E cosa possiamo trarre oggi dagli insegnamenti dei grandi educatori del passato, tra cui San Giovanni Bosco? E a questo punto vogliamo fare anche un focus proprio all'interno della realtà degli oratori cittadini. In particolare esiste da anni ormai un coordinamento che ha a che fare proprio con gli oratori della città di Udine, ma anche del loro Interland. E allora insieme con noi abbiamo quest'oggi Francesca e Matteo, che sono i referenti appunto di questo gruppo oratori. Di che cosa si tratta, Francesca? Questo gruppo è nato con l'obiettivo di condividere le attività che vengono svolte nelle varie parrocchie. Questo gruppo è composto da 2 rappresentanti per ogni parrocchia circa, e quindi siamo una trentina, tutti principalmente giovani tra i 20 e i 30 anni, e con qualche componente anche più adulto. Lo scopo, appunto, come dicevo, è quello di condividere le varie esperienze che vengono proposte nelle realtà parrocchiali. E inoltre noi cerchiamo di far sì che questo gruppo sia una riunione di persone che condividono insieme lo stesso stile di vita e i valori cristiani. Ecco Francesca, ma quanto è importante mettere in rete quelli che sono gli sviluppi educativi interni alle nostre realtà ecclesiali e comunitarie, in particolare le parrocchie? Appunto, hai detto rete, ed è proprio questo il simbolo per descrivere il gruppo oratori, perché attraverso la rete di amicizie e di conoscenze che stanno all'interno del gruppo riusciamo a lavorare insieme, e anche perché sappiamo che l'unione fa la forza, e proprio in questo momento anche di crisi delle attività parrocchiali, in cui i ragazzi non riescono sempre a essere presenti, è bene stare insieme e rafforzarsi a vicenda. Ecco, a questo proposito, Matteo, mi sembra che ci sia una bellissima esperienza che state condividendo con tanti giovani e adolescenti, in particolare dei nostri oratori, proprio in questo tempo un po' particolare, perché non ci si riesce a vedere in presenza, non si riescono a fare tutte le attività. Ce lo descrivi brevemente? Esattamente, si chiama proprio Scuola Animatori. Anche quest'anno abbiamo detto dobbiamo farlo, è importante, è un progetto che in realtà ogni anno si è fatto per molto tempo e anche quest'anno abbiamo detto dobbiamo dare un segnale di speranza ai ragazzi e a noi stessi, e abbiamo deciso di trovarci insieme lo stesso, ovviamente a distanza, online. E si tratta di dei laboratori, degli incontri di formazione teorica, pratica, ma anche di preghiera. Ma ci sono tante altre esperienze in giro nel nostro Friuli ed è a questo proposito che vogliamo ad intravedere un pochino alcuni giovani che ci raccontano delle belle esperienze che poi hanno a che fare anche con questa giornata dedicata al santo patrono dei giovani, San Giovanni Bosco. L'oratorio di Pasian di Prato ha avviato un'iniziativa di animazione digitale in cui balli, ricette, interviste e giochi viaggiano su YouTube. Che reazioni avete suscitato nella comunità? Dopo tanti mesi di pausa e non sapendo quando si potrà tornare a fare le attività normali, noi animatori dell'oratorio di Pasini Prato abbiamo pensato a qualcosa di diverso per i nostri bambini e i nostri ragazzi, utilizzando i profili social che già avevamo come Instagram e Facebook e creandone di nuovi come il nostro nuovo canale YouTube. Abbiamo pensato a delle attività diverse in base alle fasce d'età. Nel mese di dicembre abbiamo proposto dei video tutorial come cucina e art attack per i più piccolini. Abbiamo proposto dei giochi interattivi invece per i ragazzi un po' più grandi come l'escape room fatto a puntate,
e un gioco fantasy fatto in diretta assieme ad alcuni animatori. Per i più grandi invece è stato proposto un podcast gestito direttamente dagli animatori dove alcuni di noi raccontavano degli aneddoti degli anni passati, delle loro esperienze. Abbiamo avuto un buonissimo riscontro da parte dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie e infatti nei prossimi mesi, partendo già adesso da febbraio, proporremo nuovi video e nuove attività. Ovviamente sperando di poter tornare prima possibile a fare attività in presenza già in quest'estate. Alcune iniziative dell'oratorio di San Giorgio di Nogaro erano rivolte non tanto ai più giovani, quanto invece agli anziani della locale casa di riposo Giovanni Chiabà e in generale alle famiglie del paese. Cosa avete proposto? Perché è importante che l'oratorio si apra alla comunità fino ai più anziani e non soltanto ai più giovani? Questo inverno, noi del gruppo animatori, non avendo la possibilità di entrare in contatto con la comunità, abbiamo voluto riflettere su una serie di tematiche. In particolare abbiamo realizzato il calendario degli animatori. Attraverso questo abbiamo voluto sottolineare da un lato i valori cardine dell'essere animatore e dall'altro il legame fra essere animatore e il farlo. Attraverso il calendario e anche attraverso l'oratorio, l'animatore entra nelle case non soltanto dei bambini, ma anche degli adulti e degli anziani. Riguardo a quest'ultimi abbiamo anche creato un piccolo sketch divertente unito agli auguri da parte di Monsignor Gino da consegnare, da donare alla casa di riposo locale. Infatti il sostegno, l'aiuto nei confronti della comunità e l'unione e il confronto rappresentano per noi animatori i pilastri dell'oratorio, uniti alla voglia di mettersi in gioco e all'animazione. Nell'oratorio di Pagnacco è nata l'iniziativa Se tu sei sbulo. Di cosa si tratta? Qual era l'obiettivo di questa iniziativa? Tu sei sbulo è un'iniziativa nata da noi animatori della collaborazione pastorale di Pagnacco Plaino, che insieme a Don Daniele ci siamo chiesti cosa potessimo fare in questo momento difficile causato dalla pandemia per essere più vicini alla nostra comunità. Prendendo spunto dal noto programma televisivo Tu sì che vales, abbiamo così chiesto a tutta la nostra popolazione, dai più grandi ai più piccini, di esprimere attraverso un breve filmato un proprio talento. Una volta raccolti tutti i filmati, questi venivano condivisi tramite il nostro canale YouTube, che ci permette, in questo modo, di entrare all'interno di tutte le case per donare un messaggio di speranza e presenza. Visto il grande successo della prima puntata, abbiamo pensato, in occasione di San Giovanni Bosco, di ripresentarci con Tu sei sbulo 2. Eccoci di nuovo in trasmissione, siamo allo Sguardo dell'Anima che quest'oggi nella festa di San Giovanni Bosco dedica la trasmissione al tema degli oratori. Siamo all'Istituto Bearzi, insieme a noi c'è il suo direttore Don Filippo Gorghetto che appunto ci ha già dato il benvenuto nella prima parte della trasmissione. Ecco, Don Filippo, facciamo un salto indietro nel tempo. Anche Don Bosco visse in un momento di grave crisi. Ecco, allora anche a quel tempo come oggi raramente si dava spazio ai giovani, ai loro talenti, alle loro risorse, come invece al contrario faceva Don Bosco. Cosa può dire questo santo a un ragazzo che vive questo tempo, questo 2021 così complicato? Ma io credo che possa dire esattamente quello che ha detto 150 anni fa. 150 anni fa Don Bosco ai ragazzi, ai giovani diceva: siate felici nel tempo e nell'eternità. Cioè riempite bene la vostra vita, fatela fruttare, fate fruttare i vostri talenti, le vostre capacità, scoprite i vostri sogni e realizzateli. E credo che questa cosa valesse 150 anni fa, come diceva Don Bosco, e valga forse soprattutto in questo tempo particolare ancora adesso. Per cui credo che davvero dica ai giovani ancora questa cosa qui: riempite bene la vostra vita, fatela fruttare, portate a frutto i vostri talenti, avete dei sogni, realizzateli, cercate qualcuno che magari vi possa guidare per realizzare questi sogni, perché è la cosa più importante della vita, in modo che siate felici in questo tempo della vostra vita e per l'eternità. Ecco, andiamo proprio a chi dovrebbe guidare, no? I sogni nella realizzazione, i ragazzi dei loro sogni, anche chi innerva gli oratori, quindi educatori, catechisti, animatori, sono un po' presi dallo sconforto. Ecco, guardiamo a loro. Che cosa direbbe a loro San Giovanni Bosco? Come 150 anni fa, e Don Bosco credo che direbbe questa cosa qui, che in ogni giovane c'è un punto accessibile al bene. Ecco, un tempo molto difficile questo, molto particolare, in cui
i ragazzi sono proprio un po' abbandonati. La situazione particolare della pandemia non li aiuta tanto e forse anche gli educatori fanno fatica a vedere qualcosa di bene nei ragazzi, perché davvero tanti sono proprio così un po' abbandonati a se stessi. Io credo che Don Bosco ci direbbe ancora le stesse parole. In ogni ragazzo c'è un punto accessibile al bene e lo scopo dell'educatore è quello di scoprire questo punto. Forse oggi è una sfida ancora più difficile che all'epoca, in questo tempo di crisi, però Don Bosco ci spronerebbe, ci direbbe di cercare sempre questo punto, perché è la cosa più importante poi per lavorare e far crescere i ragazzi. Ecco, il Bearzi è uno dei cuori pulsanti, cuori giovani della nostra regione. Allora, ti anticipo, come 150 anni fa, quale dono, quale carisma ci dà San Giovanni Bosco, ma guardando proprio come regione, come Friuli? Io credo che una cosa bella che Don Bosco ci potrebbe così regalare, donare, insegnare è quella della semplicità della fede. Ecco, Don Bosco non ha... i suoi santi sono giovani, sono ragazzi semplici che dicevano le preghierine, che si comportavano bene e ovviamente erano in contatto con Dio, per cui erano davvero santi, però vivevano la loro vita semplicemente, studiavano, erano contenti, giocavano con i compagni, li trattavano bene. E Don Bosco diceva che lui faceva passare Dio per le porte dell'officina. E questa frase mi consegna tanta semplicità nella fede, perché effettivamente Dio non è solo in chiesa, ma se ci crediamo davvero, insomma, è dappertutto. Per cui credo che così in questo Friuli, che purtroppo conosco ancora poco, però mi sembra che Don Bosco potrebbe davvero dirci questo, di essere semplice nella fede, perché la fede è molto importante per la nostra vita ed è bello credere. Lo direbbe ai ragazzi, lo direbbe a tanti educatori, lo direbbe a tutta la gente. Ecco, grazie davvero di cuore Don Filippo, questa immagine anche di semplicità della fede, quindi anche semplicità forse più di quanto pensiamo nell'accompagnare i ragazzi nella realizzazione dei loro sogni. E ora andiamo a recuperare il nostro Don Daniele Antonello. Eccoci Don Daniele di nuovo insieme a te. Eccoci, ti piace il posto dove ti ho portato? Guarda, si vede anche il cortile. Siamo saliti quasi in paradiso come San Giovanni Bosco. Ci vuole ancora un po'. Sì. Aspettiamo. Volentieri. Allora, dobbiamo concludere la nostra puntata sugli oratori. So che hai delle domande da pormi, sì, mamma certo. Mia, non so se sono preparato. Non puoi sempre solo fare domande tu, quindi qualcuna anche a te. Allora, abbiamo sentito parlare molto insomma della condizione dei ragazzi, della difficoltà e fragilità che vivono in questo momento. Ecco, al di là di quelle che sono le proposte ecclesiali, di che cosa hanno maggiormente bisogno i ragazzi e più in generale i giovani in questo momento di crisi? Beh, credo che la dimensione della relazione sia fondamentale e davvero in questo tempo noi stiamo perdendo, anche attraverso quello che è il distanziamento fisico, la relazione, la dimensione del corpo, dell'abbraccio. Pensiamo soltanto agli abbracci e ai baci che magari si possono dare alle persone con cui si ha più confidenza, e qui dai bambini ai ragazzi fino ai giovani davvero sta mancando molto questo, che dice anche proprio delle relazioni e dell'amicizia che purtroppo sono un pochino come dire distanziate anche queste, no? in questo che ormai è passato praticamente quasi un anno, no? dall'inizio della pandemia, e la pandemia ci ha mostrato che le relazioni in realtà sono la stoffa della società, ma anche della dimensione lavorativa, anche della dimensione sociale, della dimensione associativa, familiare, ecclesiale. Ecco, quindi essendo proprio la stoffa, forse in futuro, nel prossimo futuro, dovremo fare di tutto per poterla ricucire. Questo dal punto di vista dei ragazzi e dei giovani, quello che manca. Che cosa possiamo offrire noi invece come adulti, come educatori, come animatori? Beh, mi piace ricordare una frase di San Giovanni Bosco che diceva: è una vera festa per Don Bosco il poter prendere cura delle anime dei suoi giovani. Ecco, questo prendersi cura delle nuove generazioni e non soltanto delle cose che hanno a che fare con gli aspetti materiali, ma anche dell'anima, credo che debba diventare forse il leitmotiv dei prossimi mesi e dei prossimi anni.
Ecco, anche prima con Don Filippo abbiamo fatto spesso riferimento all'accompagnare, questo appunto ci stai dicendo anche tu. Tu sei anche direttore dell'Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile, ecco, che supporto sta offrendo in questo tempo la diocesi per gli oratori e dunque anche per chi accompagna i ragazzi, ma più in generale anche per le attività giovanili ecclesiali? Diciamo che noi come Pastorale Giovanile non abbiamo soltanto l'ambito degli oratori, ma tutto l'ambito che riguarda proprio le iniziative di supporto alle parrocchie, alle collaborazioni pastorali e per quanto riguarda i preadolescenti, gli adolescenti e i giovani. Allora mi piace ricordare un po' due aspetti importanti che attraverso l'equipe, il coordinamento della Pastorale Giovanile Diocesana stiamo pian pianino portando avanti nel corso del tempo. Innanzitutto le proposte di condivisione di buone pratiche, perché ci sono degli oratori, ci sono delle realtà delle nostre parrocchie ecclesiali che in qualche modo hanno trovato delle idee. Anche il momento di crisi può diventare un'opportunità e quindi in questo tempo ci sono stati dei bravi catechisti, animatori, sacerdoti che hanno trovato proprio delle idee fantasiose che hanno a che fare con la fantasia e la creatività dello Spirito Santo. E poi naturalmente anche noi come Pastorale Giovanile in qualche modo siamo andati a supportare il territorio attraverso varie proposte di formazione, ma penso anche per esempio a tutta quella che è invece la dimensione della catechesi, soprattutto nei tempi forti, e poi ci stiamo organizzando per la festa dei ragazzi che di solito facevamo a Lignano e che invece andremo a dislocare nelle varie parrocchie. Infine anche una opportunità nuova anche per noi come Pastorale Giovanile, il fatto di creare delle alleanze con gli uffici pastorali della diocesi a supporto di tutte le nostre realtà ecclesiali, insieme all'ufficio catechistico, all'ufficio famiglia e all'ufficio Caritas. In qualche modo siamo riusciti a incontrarci per dire come ci possiamo mettere al servizio delle nostre realtà. Ecco, credo che questo voglia anche dire, riprendere la parola che a me piace molto, che hai usato poco fa, quella del ricucire. Ricucire dunque non soltanto il mondo dei ragazzi, che appunto in questo momento è così fortemente lacerato, ma in generale la società. Quindi anche un camminare davvero di nuovo insieme, anche insieme ai ragazzi, con i ragazzi non solo per loro, ma insieme a loro. E dunque credo che questo sia un aspetto molto importante per questa rinascita che ci aspettiamo tanto, perché non si vuole tornare come prima, perché insomma anche prima qualcosa non andava bene, ma anzi da questa crisi poi appunto cogliere degli elementi di novità. Don Daniele, quindi ci salutiamo in questa domenica appunto in cui ricordiamo San Giovanni Bosco, davvero con tanti auspici. Siccome in cortile c'è la ricreazione, ti porterei a fare un 2 tiri a pallone con i ragazzi. Penso che sia l'occasione proprio adatta. Bene, allora noi vi salutiamo, una buona domenica a tutti, tra poco comincerà la Santa Messa in diretta dal Duomo di Udine e noi invece ci rivediamo domenica prossima con altri nuovi temi su cui sarà davvero importante fare luce. Grazie di cuore, buona domenica e buona visione della Santa Messa. Ciao a tutti.